e buonasera a tutti. Un caldo abbraccio di benvenuto a tutti gli illustri ospiti che hanno accettato di partecipare a questo incontro sul Servizio Sanitario Nazionale, a tutti i presenti che ci onorano con la loro partecipazione e interesse, e infine un particolare ringraziamento al segretario nazionale dell'Italia dei Valori Ignazio Messina, che con la sua sensibilità ha reso possibile questo evento per dare voce agli esperti del settore, alle associazioni di categoria e ai rappresentanti dei cittadini, considerando il ruolo fondamentale che svolgono e l'apporto prezioso di analisi ed elaborazione di proposte politiche concrete sul tema dibattuto e dolente in materia di sanità. Perché il Servizio Sanitario Nazionale è una conquista sociale irrinunciabile? Nel corso del tempo l'interpretazione dell'articolo 32 della Costituzione italiana, che sancisce la tutela della salute come mantenimento dello stato di benessere psicofisico e sociale, perché è un diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività, ha subito una costante evoluzione che ha condotto con la legge 833 del dicembre del 78 ad istituire il Servizio Sanitario Nazionale, obbligando di fatto lo Stato a promuovere iniziative e comportamenti per la tutela di un diritto soggettivo fondamentale dell'uomo in quanto bene personale, ma anche un interesse preminente dell'intera collettività, per il ruolo che il singolo è chiamato ad assolvere nel sociale affinché contribuisca allo sviluppo e alla crescita della società civile. Il principale merito di questa legge, giustamente considerata una delle più grandi conquiste sociali del nostro tempo, è di aver introdotto valori e principi di grande significato e valenza e dai contenuti fortemente innovativi rispetto al passato. La generalità dei destinatari, la globalità delle prestazioni, l'uguaglianza dei trattamenti. Ma il garantire tutto a tutti in maniera disomogenea e disarticolata, in assenza di un reale collegamento tra politica sanitaria e politica finanziaria, unitamente ad altre concause, hanno generato una profonda crisi del sistema che ne motiva ulteriori spinte riformatrici, sia nel principio, diritto alla salute sì, ma condizionato e limitato dalle risorse ad esso destinato, che nella sua organizzazione, con l'aziendalizzazione delle vecchie unità sanitarie locali. Le nuove aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere vengono quindi chiamate a gestire direttamente servizi e prestazioni e invitate a garantire i livelli essenziali di assistenza. Nel dicembre scorso il Servizio Sanitario Nazionale ha compiuto 35 anni, ma non ha avuto granché da festeggiare, considerato che gli ultimi governi hanno messo in atto una subdola opera di smantellamento del sistema, sbandierando da un lato la sua presunta non sostenibilità e dall'altro attivando un costante definanziamento che lo indebolisce, spalancando di fatto le porte, e questo temiamo sia il vero scopo, all'intermediazione assicurativa e finanziaria dei privati, incuranti di minare in questo mondo le fondamenta stesse dell'articolo 32 della Costituzione e i principi fondanti del nostro Servizio Sanitario Nazionale, che oggi intendiamo riaffermare con forza e convinzione. Nell'augurare un buon lavoro a tutti e con l'intenzione di non limitare oltre lo spazio riservato alla discussione, lascio la parola al responsabile nazionale del laboratorio sanità, Antonio Paraggiani.